Buongiorno squadra, come nei vecchi video riprendiamo matita e carta tabacco per spiegarvi come raggiungere la cima di una montagna con il nome degno di un supereroe della Marvel, il Monte Zayavor. In questa avventura ci accompagnerà il mio amico Gabri, Rock e come sempre Marta. Don't wanna be a one-man woman. Got me stranded like a boat in the sand. Just the thought of not spreading my wings drives me crazy. Lasciamo Silvio nel parcheggio adiacente a Passo Tanamea e imbocchiamo il sentiero CAI 727. Stranded like a boat in the sand. Just the thought of not spreading my wings drives me crazy. Dressing up, fixing my strut. Always prepared, you never know who shows up around the corner. Maybe it's that direct. Il Monte Zayavor è una delle elevazioni più orientali del lungo ed impervio crinale dei Monti Musi. La vetta è raggiungibile dal Passo Tanamea o da Sant'Anna di Carnizza, sempre attraverso il sentiero CAI 727. Jump out on the stage, get locked up in a cage, director. Glitter and a touch of glamour. Wanna impress me, show me real amour. Flower curtains roll. Senza molta fatica raggiungiamo in breve la bocchetta di Zayavor, 1608 metri, e già da lì il panorama è a dir poco spettacolare. Chance for success. The sooner the better, 'cause I'll be the best. Non Gabri, no? Come prima uscita direi che siamo a cavallo per il momento. Sì, per il momento siamo a cavallo. Adesso vediamo se riusciamo a fare la cima, sempre se riusciamo a farla in sicurezza, altrimenti rinunciamo, torniamo indietro e continuiamo il giro d'anello, che comunque è tanta roba, perché il panorama qua, ragazzi, è incredibile, cioè Strepitoso. è una giornatona, non sai dove guardare. Però adesso proviamo a fare la cimetta. I will do anything you want me to do. Hey, Mr. Director. Anything for you. Allora, non possiamo che fare un applauso al grande Gabri che con la manica corta sfiora le prodezze del signor Corona ed è arrivato su una cima per nulla banale. Bravissimo, complimenti. Allora, vetta del Monte Zayavor raggiunta. Come ben vedete non c'è Cristina, ma c'è questo elemento bruttissimo Era meglio Cristina. al suo posto, che mi ha accompagnato coraggiosamente per raggiungere questa vetta, che non è stata per nulla banale, perché l'ultimo pezzo era innevato e quindi bisognava prestare molta attenzione. Noi come sempre lasciamo il sassolino del sorriso, chi lo trova lo porta su un'altra vetta. Adesso scendiamo e continuiamo un giro all'anello di altre 4 ore all'incirca, quindi Non facciamo mancare nulla. non ci facciamo mancare nulla. Nights alone in our bedroom. You said one thing and did another. Per la maggior parte la traccia si sviluppa in cresta ed è pazzesca, consigliata solo ad escursionisti esperti, presenta alcuni punti, come dice il mio amico Max, pelosetti, quindi non sottovalutatela assolutamente. Se decidete di farla, calcolate di avere il tempo sufficiente per arrivare almeno alla casera con luce e non dimenticate di portarvi dietro sempre la frontale. Questo è un percorso che noi vi consigliamo assolutamente. Ora vi mandiamo come sempre la cartina tabacco per i dati tecnici. Iscrivetevi al canale, zaino in spalla e alla prossima. Grazie a tutti.